Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Schifani, commissario autostrada Palermo-Catania. Il presidente Schifani è stato nominato dal ministro delle infrastrutture commissario per i lavori di rifacimento e manutenzione dell'autostrada A19 Palermo-Catania. Schifani aveva chiesto da tempo la nomina di un commissario unico per i lavori infiniti dell'autostrada e sembra che la richiesta abbia fatto breccia al ministero, anche grazie ai buoni rapporti del presidente della regione con il ministro. È un successo per Schifani, che dovrà adesso occuparsi del rispetto di tempi e dell'andamento dei lavori. Quella guerra rischiosa nel centrodestra siciliano. La guerra nel centrodestra siciliano è ormai dichiarata. Da una parte Fratelli d'Italia con i suoi dirigenti, dall'altra parte Schifani. I temi dello scontro sono numerosi, ma il caso che rischia di far esplodere tutto è l'aeroporto di Catania. Schifani ha difeso durante il mese terribile il consiglio d'amministrazione della SAC, del quale Trantino, sindaco di Catania, chiede invece le immediate dimissioni o in caso contrario annuncia iniziative giudiziarie per incapacità nella gestione dell'emergenza. Lo scontro vale i rischi che comporta o sarebbe preferibile una saggia mediazione? Dall'IRFIS 65 milioni per le aziende siciliane. La giunta regionale ha approvato la riprogrammazione di ben 65 milioni di euro da destinare al sostegno delle imprese. Le risorse faranno scorrere la graduatoria gestita dall'IRFIS dei finanziamenti a tasso zero in favore delle aziende con sede in Sicilia danneggiate dall'emergenza Covid-19. Circa 1 migliaio di imprese beneficeranno degli aiuti e la graduatoria scorrerà fino ad esaurimento, non perdendo un euro delle somme ricevute dall'Europa. La febbre del Nilo a Palermo. Le analisi hanno confermato l'infezione da virus della cosiddetta febbre del Nilo in un paziente di 54 anni ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo. Già nella scorsa stagione erano stati diagnosticati in Sicilia 5 casi di febbre del Nilo, quasi tutti soggetti provenienti dalla provincia di Trapani, di cui uno letale. Negli anziani e nelle persone fragili può provocare effetti gravi fino al decesso. Il virus si trasmette prevalentemente con il morso di alcune zanzare ed era fino adesso quasi inesistente nel nostro paese. Il conto non pagato ed il padre esemplare. Un episodio che merita di essere riportato. Alcuni giovani a Malta scappano da un locale senza pagare il conto. L'episodio approda sui social maltesi e arriva fino in Sicilia. Un padre di Ragusa riconosce nelle foto il proprio figlio, al quale immaginiamo abbia fatto un cazziatone di prima classe. Chiama poi il ristoratore per chiedere di pagare il conto e comunicargli la propria intenzione di inviare la prossima estate nel locale il figlio a lavorare gratis. Il ristoratore gli chiede piuttosto di devolvere la cifra in beneficenza ad un'associazione maltese di assistenza ai disabili ed il padre versa una cifra più che doppia. Un esempio di gran classe per tutti quei genitori incapaci che difendono sempre i figli anche quando hanno torto marcio. Senza consenso e stupro, sempre. Dopo lo stupro di gruppo di Palermo adesso è la volta dei cretini che sui social accusano la ragazza di essere stata leggera, di aver avuto numerose relazioni, di essersi ubriacata, di avere provocato e così via, di essere cioè essa stessa responsabile della violenza. Crediamo che gli autori di questi scritti dovrebbero essere a vita bannati dai social. Vogliamo ribadire però un concetto: senza consenso esplicito si tratta sempre di stupro, e si tratta di stupro anche se la persona è in uno stato di incapacità dovuto ad alcol o droghe, e i responsabili devono pagare con una lunga detenzione in carcere. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.